Ciao ragazzi, i gesti che avete appena visto, gesti straordinari, sono quelli di Giancarlo Signorato di Lonigo, un artista della sopprezza vicentina con una storia veramente importante. Sono qui a Lonigo perché tra poco comincerà la fiera dedicata anche a queste eccellenze dell'agroalimentare locale, ma sono venuto qui, sono tornato a trovarlo perché voglio capire di più di questo salume straordinario, raccontato da chi ha una certa esperienza nella produzione di questo insaccato. Ma da quanto tempo tu fai la soppressa, Giancarlo? Ma da qualche anno, pensa che avevo 15 anni la prima volta, adesso che ne ho 60, dunque fa Eh, quattro conti. mamma mia. Quindi tu sei autorevole nel potermi dire come si riconosce una buona soppressa? Oddio, penso qualcosa, sapere, riconoscere qualcosa della soppressa. Non Eh, sarò un grande esperto, però qualcosa posso dire anch'io, posso dire la mia. Per esempio, in una soppressa tu devi sempre vedere innanzitutto che sia la compattezza, compatta e deve essere compatta in modo uniforme, deve essere troppo dura all'esterno e tenera all'interno perché sennò dopo nella stagionatura andrebbe a male. Bisogna che la soppressa abbia una buona amalgama fra grasso e magro, deve avere i suoi profumi che sono determinati specialmente certo. dalla cantina dove viene stagionata, perché ogni cantina ha delle muffe sue particolari che rendono tipica la soppressa di ognuno. Questo è un mestiere che si impara facendolo? Si impara specialmente facendolo. È opportuno avere una preparazione di base, una conoscenza tecnica, scientifica per capire perché avvengono determinate cose, ma si impara specialmente lavorandoci dentro, sbagliando ovviamente, ma solo dopo anni di esperienza si capisce come uno deve lavorare, anche perché in base al prodotto di partenza, in base alla carne, al maiale, al tuo modo di stagionare, la soppressa lavori in modo diverso. C'è una pezzatura minima per la soppressa? Beh, allora la soppressa, ci sono varie pezzature, questa è una delle più piccole, diciamo, la soppressa viene utilizzato l'appendice del bovino, questo è tutto budello naturale e partiamo da una pezzatura minima di 80-90 mm di diametro fino ad arrivare anche alle soppresse molto grosse da 140-150 mm. Per un peso quindi più o meno? Partiamo da 1,3 kg, 1,4 kg, andiamo anche a 3,5 kg. Quella è la differenza sostanziale rispetto al salame? È la dimensione? È la dimensione perché nel caso nostro per noi l'impasto della soppressa e del salame è lo stesso. Cambia molto la dimensione, con più grossa è la dimensione ci vuole intanto una stagionatura molto più lunga ed inoltre con la stagionatura l'impasto lavora e cambia e la dimensione influisce molto anche per un gusto diverso. Perché a Vicenza la soppressa ha avuto questo successo, diciamo? C'è una radice storica che continua e che ha fatto la fama di Vicenza. Perché? Beh, diciamo che la soppressa vicentina è una soppressa un po' particolare, se vogliamo dire. Soppressa è un salume particolare, perché innanzitutto nella soppressa vicentina noi utilizziamo tutto il maiale, mentre se noi in qualsiasi parte d'Italia che giriamo si tende molto a fare di pezzi interi, tutto quello che non fanno il salame con tutto quello che non può essere stagionato in forma intera, per cui la qualità della carne è migliore. Dopo la soppressa vicentina ha la particolarità di essere un po' più grassa rispetto alla media di salumi nazionali, per cui Certo. rimane sempre morbida anche dopo mesi e mesi di stagionatura. Allora adesso questa passione la testiamo perché le fette italiane e il pan biscotto non manca, quindi potremo anche rendere onore Sì, ha bisogno. Intanto magari continuiamo a cioccolare perché insomma tutti questi anni di soppressa meritano che siano valorizzati. Intanto venite in fiera a Lonigo dal 20 al 23 di marzo perché incontrerete anche Giancarlo e quindi la soppressa la potete assaggiare con voi. Intanto mi faccio promotore dell'assaggio, mi faccio garante. Grazie. Ciao ragazzi, è buono, ve lo dico, è buono.